Benvenuto alla Taverna, Friuli Wines, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, l'host. Salve amici di Vini Friulani, sono Wayne Young, benvenuto alla Taverna Friuli. Come siete? Avete fatto una bella settimana? Speriamo di sì. Oggi vado a scuola. Oggi prendo la lezione e parliamo di Aquileia. Parliamo con 3 personaggi della zona di Aquileia. Francesco Tarlao, un produttore che conosco bene. Roberto Marcolini, il presidente del consorzio di Aquileia, che lavora anche per un'azienda nella zona che si chiama Cabolani. E Antonio Noaco, che è un agronomo consulente per Unidoc, che è praticamente il consorzio dei consorzi di Friuli Venezia Giulia. Abbiamo il punto di vista di un produttore, un presidente e un tecnico. Prima di cominciare, però, volevo parlare di un concetto che è venuto fuori durante questa conversazione. E questo concetto è features and benefits. In italiano si parla di caratteristiche e benefici. Spesso nel mondo di vino parliamo di caratteristiche, descriviamo la zona, descriviamo il modo di fare il vino, senza fare il passo avanti per far capire che cos'è il beneficio di questa caratteristica. E allora quando si sente qualcuno che parla di un vino o quando si fa un po' di ricerca di un vino, prova di capire non solo le caratteristiche, ma anche di capire che cos'è l'effetto, il beneficio di questa caratteristica. Questa è una cosa che mi ha insegnato il mio grandissimo amico Dennis Lepore anni fa quando ho lavorato per Bastianic. Grazie Dennis per questa lezione e spero che potete usare anche voi queste informazioni. Andiamo avanti con questa conversazione di Aquileia perché durante questa puntata ho sentito delle parole importanti: equilibrio, complessità, sapidità, pulizia, mineralità, tutte queste caratteristiche di grandissimi vini. E allora andiamo avanti, sentiamo questa puntata con i 3 personaggi, i 3 moschettieri, si può dire, dell'Aquileia. Per me è importante far capire che quello che voglio fare sempre è trasparenza e rispondere alle persone. Se una persona dice non mi piace come l'hai descritto okay. questo, chiarissimo, ci sta tutto. Questo allora. modo di ok, ho capito tutto. Ho sbagliato, no? Questo è molto importante per me. Certo. Però comunque l'idea è che sono nel guai con Francesco perché quando ho parlato una volta recentemente, 2 volte recentemente, di Aquileia durante 2 podcast, uno con Angelo Turi e uno con Bobby Stuckey, giusto? Erano quelli 2 lì. Corretto, sì. Esatto. E Francesco Tarlao, che è un produttore dell'Aquileia, mi ha chiamato perché siamo amici, ci conosciamo, e ha detto: Wayne, dobbiamo parlare un po' delle cazzate che tu spari. Non sono cazzate. No, non hai detto così, però sto scherzando. Ho cercato di correggere l'esposizione. Esatto. E questo per me è molto molto importante. E allora qui abbiamo con me, per parlare di Aquileia, 3 figure molto importanti. Abbiamo un produttore, Francesco Tarlao, e dopo abbiamo Roberto Marcolini, che è il presidente del consorzio di Aquileia. Giusto? Esatto. Allora in questo modo abbiamo un rappresentante di tutti i produttori dell'Aquileia, della zona di Aquileia. E dopo abbiamo Antonio Noaco. Questo è un cognome che conosco già di qualche parte. Comunque, Antonio Noaco, che è l'enologo per... No, io lavoro come
consulente agronomico Ok. per l'Unidoc, quindi per il Consorzio Unificato del Friuli Venezia Giulia. Ok. E uno dei territori dove io mi occupo dei monitoraggi, dell'assistenza tecnica, quindi per quanto riguarda proprio l'Unidoc, quindi questo ente praticamente quasi regionale, Ok. è il territorio dell'Aquileia, oltre che l'attività di consulenza privata in realtà in tutto il Friuli, non solo Friuli. Ok. Ok. Allora queste ti danno anche una prospettiva importante, perché possiamo parlare non solo di Aquileia, ma anche tua esperienza fuori Sì, certo. di quella zona lì. Però voglio cominciare con Francesco. Vai. Allora, Francesco, parliamo delle cose che io l'ho sbagliato o che ti ha fatto un po' di fastidio. Perché veramente il mio missione qua non è mai di far sentire che una zona o una dock o una collina o un produttore è meglio di un altro. Questo è molto importante per me, perché il podcast, proprio la missione del podcast è di parlare di Friuli, Venezia Giulia, non parlare di Colli Orientali e Coglio o della collina contro la pianura. No, io voglio esaltare tutti i prodotti vitivinicoli in Friuli, Venezia Giulia, però posso anche sbagliare. E allora cosa... Ed è per questo che ti ho chiamato, insomma. Esatto, perché tu mi conosci, Secondo sai me che non è neanche un errore, è stata secondo me un'errata maniera di esporre certi concetti, secondo me, dove è stata posta l'attenzione in maniera non molto rafforzativa, diciamo, nei confronti di una zona. Detto questo, insomma, non mi va di soffermarci molto su No, queste non tematiche voglio, qua. perché io sono qui proprio per parlare di Aquileia e non parlare delle mie stupidaggini che l'ho detto, no? Esatto. Intanto mi presento, insomma, sono Tella Francesco e la mia famiglia dirigo l'azienda Tarlao. Ok. Siamo all'Aquileia. Sei un produttore di vino, conosco Sì. molto bene, sono stato alla tua azienda più di una volta, ho bevuto i tuoi vini, tu hai anche partecipato su Ottobre Rosso Refosco. Allora, stimo tanto te e i tuoi vini, è già un bel po' che ci conosci, anche quando facevo delle serate di Bastianic, che sei venuto almeno una volta. Sì, allora è un mi bel po' ricordo che benissimo. ci conosciamo. Sì. Fatto sta, diciamo, che ero in vigna, come tante volte in vigna si passa il tempo, in qualche maniera non cercare di passare, i tuoi podcast mi piacciono molto. Questo è un grandissimo piacere per me, grazie. Ok. E avendo sentito queste due affermazioni mi sono sentito in dovere di chiamarti per correggere insomma questa cosa qua. Mi ha invitato direttamente a me, ho detto guarda, invece piuttosto che parlare della mia azienda mi sembra molto più utile in questo caso parlare della zona, che è la zona dell'Aquileia. E chi meglio se non di Roberto Marcolini, che è insomma il nostro presidente, e Antonio Noacco, che gestisce tutto e conosce molto bene la zona, potevano raccontare meglio questa zona, perché se vengo io come produttore ha un valore, secondo me se vengono anche persone un po' di fuori riusciamo a raccontare meglio questa zona, no? Esatto, e questo è il mio scopo per stasera, veramente, invece di parlare delle cose che l'ho detto, che non ho detto, secondo me è più importante di parlare di Aquileia e la bellezza dei prodotti e della zona, no? Perché sì, per me è importante non fare queste distinzioni, come l'abbiamo parlato prima, Antonio, che non è una cosa che una zona è più importante di un'altra. Ognuno ha il suo, tu piace le bionde e a me piace le more, no? E che sì, non è una cosa che uno è più bravo, più bello o più importante dell'altro. Allora per me questa è veramente la verità. Però per non passare troppo tempo, che cos'era una delle cose che è venuto in mente quando l'hai sentito quel momento sul podcast che ti ha fatto un po' di fastidio? Cosa è venuto in mente? Il fatto di parlare di Aquileia, ma non in maniera rafforzativa, ma venire parlato in maniera di rafforzare di più un'altra zona, e questo secondo me lo vedo scorretto. Ok. Ma neanche scorretto, una maniera sbagliata di esporre, di esporsi questo. Sì. Ma detto ciò, insomma, siamo qua, Esatto. sei invitato e siamo felici di essere qua, quindi Sì. grazie. Ma solo per essere chiaro a te, ma anche a Roberto e Antonio, che non voglio parlare mai di queste differenze. No? L'abbiamo capito. Esatto. Però ogni tanto forse il problema che faccio io è che parlo della la pianura contro la collina. No? E so che l'abbiamo parlato forse un po'
del valore della terra o la differenza tra una zona e l'altra. So che durante quello con Angelo abbiamo parlato delle dock, no? Quanto importanti sono le dock per il mercato in Londra. E io ho fatto questo confronto tra le colline, allora Coglio, che secondo me ha una certa fama, e forse Aquileia, che ha meno fama. E allora non era un giudizio di qualità, ma è un giudizio di popolarità. Però, come ha detto Angelo, stiamo parlando della differenza tra 1% e 0,5%. Non cambia tantissimo, però quello è stato il mio scopo. Però voglio parlare con te del tuo, non lo so, del tuo manifesto, del tuo filosofia per fare vino in Aquileia. Ovviamente tu sei nato, cresciuto in questa zona. Parliamo un po' della tua azienda e quello che tu vuoi fare come produttore in Aquileia. Ok. La mia azienda è un'azienda di circa 7 ettari e mezzo, produciamo circa 37.000 bottiglie. È un'azienda quindi a forte carattere, diciamo, artigianale, no? Una wine boutique potrebbe essere anche definita. E 70% bianchi, 30% rosso, la classica azienda friulana che insomma cerca di vendere anche all'estero. È un'azienda in crescita, è un progetto, una mission di cercare di raggiungere la massima qualità possibile nella zona di Aquileia. E cerchiamo di rappresentare al meglio, insomma, quello che può venire da questo territorio. Secondo me Aquileia dà sapidità, Aquileia dà struttura, anche se vogliamo, e dà eleganza. E ti dico una cosa, guarda, io ho fatto un'esperienza negli Stati Uniti, una zona che tu conosci molto bene perché è vicino a casa tua, che è Long Island, Norfolk. Che sì, okay? sì. E ho lavorato in questa cantina che si chiama Bedell Cellars. E lo slogan di questa cantina è Sea, Soil and Terroir. Ok. Long Island secondo me è una zona che sembra molto all'Aquileia perché abbiamo il mare. Ok. E abbiamo queste caratteristiche di terreni che c'è proprio tutta la doc Aquileia, se vogliamo, la zona con la più alta variabilità dei terreni, ok? Che non è una cosa di poco. Aspetta un attimo, la doc Aquileia ha la più variabilità di terreno. Sì. Noi partiamo da Clauiano, diciamo, giusto? Correggimi se sbaglio, Roberto. Noi partiamo da Clauiano, abbiamo terreni leggermente più ghiaiosi, giusto? Quindi un po' più magri, quindi i vini le uve riescono a esprimere certi vini con certe caratteristiche. Man mano che scendiamo, diciamo, verso Cervignano, aumenta la percentuale di argilla, quindi abbiamo vini che hanno altre caratteristiche, ok? Per arrivare ad Aquileia che c'è questa mix texture anche con la sabbia, insomma. Quindi è una cosa molto importante, diciamo. Detto ciò, ti dicevo che questa zona qua, secondo me, Long Island, è molto simile a quella di Aquileia, è fortemente spinta sul turismo, diciamo, e abbiamo insomma tutte queste caratteristiche qua, secondo me. Ok, e per te i vini tuoi che lo produci, cosa sono i più importanti, i più, diciamo, tipico della tua produzione? Se devi scegliere... Aquileia, al contrario di quello che si pensa, è una zona che secondo me è molto vocata per i vini bianchi. Tanti parlano che va considerata come una zona dei vini rossi, ma secondo me Aquileia i vini aromatici, Sauvignon Blanc, il Traminer se vogliamo, ma anche il Pinot Bianco, un vino che si esprime molto bene, che assaggiamo in questo momento. La Malvasia Striana, quindi sì, è una zona secondo me fortemente vocata per i bianchi. I rossi, certo, è Fosco, la zona del Refosco che si esprime molto bene, che tu sei anche un amante, tra l'altro. Esatto. Ok. Aquileia dà eleganza, secondo me. Questa è la caratteristica che possono definire i vini in generale di Aquileia e della zona di Aquileia. Ok. Allora passo la parola un po' a Roberto, perché adesso da un produttore di una piccola zona, sì, perché 7 ettari, è un artigianale veramente. Wine boutique, no? Wine boutique, esatto. E che abbiamo parlato di questo prima, che sfortunatamente per me, ma anche per tanti altri consumatori, pensano l'idea di una zona della pianura che ci sono sempre grandissime aziende, chiaro, però ci sono dei artigianali come te, Francesco. Allora parliamo un po' della doc di Aquileia, Roberto. Dimmi un po', perché non è un doc vecchissimo, però ha una storia molto lunga. Una storia veramente importante, però io partirei un attimino, mi allargherei un attimo partendo un po' da quella che è
la nostra regione, no? Perché tante volte parliamo proprio perché a me piace parlare della regione del Friuli Venezia Giulia e delle denominazioni che ci sono nella nostra regione, che sono tante. Però se noi andiamo a analizzare un attimo la regione, la vediamo un po' come, immagina un quadrato che ha 100 km per 100 km dal mare al monti e da est a ovest. Bene, se tu vai a guardare una qualsiasi immagine dove sono situate le denominazioni, vedrai che metà regione è montana e pedemontana, non c'è una denominazione. No? Noi ci troviamo, tutte le nostre denominazioni sono su una fascia che va dal mare alla pedemontana, sono circa 50-60 km di profondità, quindi puoi capire anche come l'area del Friuli è piccolina, no? Sostanzialmente. Certo. E ci sono 10 o 11 DOC regionali più le interregionali. Ecco, di questo le Grave del Friuli fanno una parte importante perché sono un po' il prolungamento della pianura padana, però quello che tante volte faccio notare, no? Di quella che noi la chiamiamo la riviera friulana, cioè tutta quella fascia che è lungo la fascia del mare, litoranea, no? Del mare, troverai come verticalmente si sono sviluppate le diverse DOC, le diverse aree DOC. Abbiamo la zona del Carso, abbiamo l'Isonzo, che arriva fino al confine con l'Isonzo, perché poi passiamo dalla parte di qua e c'è la zona della DOC Aquileia. Come diceva giustamente Francesco, è una denominazione piccolina. Poi c'è l'Ania, la Tisana e l'ultima parte, tra l'altro, è una interregionale che è quella dell'Ison. La nostra area, la nostra denominazione è alta dal mare verso nord, 20-22 chilometri, 10 chilometri di larghezza, quindi ti puoi immaginare quanto piccola può sembrare. Certo. Però è molto diversa dalla pari superficie quasi che ha l'Isonzo, che è di là dell'Isonzo, quindi siamo confinanti. Proprio perché, come diceva prima, come si sono formati i terreni, poi Antonio è un grande esperto su queste cose, magari può essere più addentrarsi più se abbiamo il tempo di me, però hanno caratteristiche diverse date dal terreno, da come si è formato, uno è più di origine fluviale, l'altro più la nostra zona, per esempio, come diceva lui, io ricordo sempre che nell'epoca nel Settecento c'è stata un'importante bonifica che ha reso coltivabili tutta la parte della zona dell'Aquileiese, del Terzo d'Aquileia, tutta la parte della bassa, questo non sapevo. La parte bassa dell'Aquileia. No? Ecco, quindi questi terreni un po' diversi, come diceva lui, è vero, ci sono e danno caratteristiche e soprattutto ti permettono di lavorare e coltivare terreni che hanno vigneti, varietà che possono riuscire meglio su un terreno piuttosto che sull'altro. E questo lo vediamo anche all'interno delle nostre stesse aziende, semplicemente spostandoci di qualche chilometro all'interno della stessa azienda. Però quello che è un denominatore comune poi è quella piacevolezza che è data dal territorio, che è questa sapidità, questa eleganza che arriva ai nostri vini ed è tipica del nostro territorio. C'è una grande riconoscibilità di questo. Per tornare al nostro consorzio, il consorzio nasce nel 76, quindi comincia ad avere già una certa Quando nasce proprio il DOC? Nel 76 è nato. 76, sì, ok. Sì. Il DOC e il consorzio allo stesso momento. È nato un poco prima la denominazione e poi il consorzio. Perché non c'era un attimo, non so, 20 anni fa, quando l'hanno aggiunto Ania e la Tisana, però Aquileia esisteva già. Sì, ma anche io credo che anche Ania e la Tisana siano più vecchi di 20 anni fa. Ah, ok. Sì. Allora, vedi, un altro momento di ignoranza mia. La nascita di quei consorzi, la formazione di quei consorzi non la conosco. Ok. Non la ricordo. Ok. Ecco, ed è nata e si è sviluppata con un progetto che nasceva già da prima dai viticoltori, in modo particolare di Aquileia, che avevano incominciato a raggrupparsi perché credevano e sapevano di avere un prodotto tra le mani che era di qualità, che era importante e che bisognava sviluppare. Naturalmente poi nasce il consorzio con tutte quelle che sono gli incarichi istituzionali che deve avere un consorzio, quindi di tutela, di promozione, ma anche di sviluppo e di collaborazione nella sviluppare la parte tecnica. È stata molto importante nei primi anni cominciare a creare dei supporti tecnici per l'aspetto viticolo e anche enologico, cosa che si sta facendo ancora adesso e si sta lavorando molto su questo aspetto.
anche se in questo momento l'aspetto promozionale è anche molto importante, ed è per questo che giustamente Francesco dice andiamo, ma non tanto per correggere magari quel messaggio che poteva essere un po' magari travisato, ma proprio perché è corretto invece da parte nostra venire a far conoscere chi siamo e l'impegno che ci mettiamo, la passione che ci mettiamo, ma soprattutto quello che vogliamo portare avanti, perché portiamo avanti una storia millenaria. Dicevi prima, Esatto. giustamente. Noi ricordiamo sempre, la viticoltura in Friuli è partita da Aquileia. I Romani sono arrivati ad Aquileia. Aquileia all'epoca dell'impero romano era la nona città più importante dell'impero, la quarta città più importante in Italia dell'impero romano. E qui si è sviluppata la viticoltura. Loro da qui portavano il vino poi all'interno del loro impero. E perché? Perché evidentemente hanno trovato un territorio che era vocato per diversi motivi, gli stessi motivi per cui noi adesso stiamo ancora lavorando e ci stiamo impegnando a portare avanti questo concetto di qualità. No? Esatto. Ma non sei solo il presidente del consorzio, ma sei anche un produttore. Io lavoro per una tenuta, per un'azienda che è all'interno del territorio. L'azienda per cui io lavoro si chiama Tenuta Cabolani ed è un'altra azienda del territorio. Non siamo tanti in soci, noi abbiamo la fortuna di essere un territorio piccolo con una ventina di soci, viticoltori, produttori, imbottigliatori, tutti con la stessa passione, la stessa voglia di crescere assieme. Tant'è vero che una delle cose di cui veramente a me fa molto piacere, quando facciamo le riunioni, quando ci troviamo invitati come consorzio, la partecipazione delle aziende è molto spesso, non dico totalitaria, ma chi non partecipa è perché veramente ha qualche motivo particolare, altrimenti la partecipazione è sentita. Ecco. C'è una sensazione di appartenenza, no? Esatto. Di appartenenza a un qualcosa che, ecco, noi puntiamo molto sulla qualità dei prodotti, indubbiamente, ma sull'ospitalità e sul far conoscere la qualità dei prodotti, la qualità del nostro territorio, della nostra storia e su quella che è la professionalità che stiamo cercando di sviluppare all'interno dei soci stessi dell'azienda. Perché se cresciamo professionalmente, siamo cresciuti moltissimo coi vini, perché bisogna dire la verità, io essendo un enologo che partecipa a diverse degustazioni, partecipo a degustazioni di diversi concorsi nazionali e internazionali e devo dire che quando si fanno le selezioni della DOC Aquileia trovo che c'è sempre una costanza di qualità, no? Una qualità sempre di un certo livello e sempre costante un po' su tutte le campionature. Questo è importante. Allora, una zona affidabile. Vuol dire che tutte le tenute, tutte le aziende, tutti i viticoltori sono cresciuti assieme. C'è chi può permettersi un enologo, chi magari non se lo può permettere ma ha il consulente giusto del territorio, ma poi è soprattutto lo scambio interno che facciamo tra noi soci che ci permette di portarci tutti nella stessa direzione. Stiamo lavorando molto per questo e per trasmettere questo. Esatto, però ovviamente il turismo è una cosa importantissima per voi perché hai proprio la città di Aquileia con tutta questa storia romana. È fondamentale, noi dobbiamo creare una sinergia tra quello che è la storia e il turismo legata alla qualità dei nostri prodotti che non devono essere solo vino, ma deve essere tutto un insieme. Voglio dire, anche la ristorazione, ci sono le aziende, Francesco ne è un esempio, che riesce a integrare le due attività e quindi promuove le due attività, ma la stessa cosa vale anche per chi non ha. Noi dobbiamo lavorare con i ristoranti del territorio, con il turismo, con le attività, con gli eventi che vengono creati nel territorio. Noi cerchiamo di essere sempre presenti come consorzio con le aziende che riescono a partecipare per dare un supporto a quello che è la visibilità dell'aspetto qualitativo della nostra area. Eventi come per esempio, dammi un'idea. Partiamo da Calici di Steli, i comuni del nostro territorio sono 16 comuni su cui sorge la DOC Aquileia. Ecco, ci sono alcuni comuni, ad esempio Aquileia in primis, ma Cervignano, Palmanova, Clauiano, l'ultimo è stato Visco, un piccolo comune che ha voluto fare un evento
e ha chiesto al consorzio di partecipare per presentare i vini del territorio. Quindi ecco, e noi ci teniamo a essere presenti, è importante perché se siamo forti e riconosciuti sul nostro territorio possiamo anche uscire, essere forti fuori. Se non sei nessuno in casa, fuori fai ancora più fatica. Allora si vede che c'è una grande voglia di partecipare, di promuovere, di lavorare insieme. Assolutamente sì. Spesso volentieri si vede che le persone, produttori, zone in Friuli tendono di essere un po' chiusi, no? Prendono loro fetta del mercato e dicono ok, questo lo proteggo a tutti i costi perché ho fatto il mio mercato, però se comincio a promuovere il mio vicino di casa o qualcun altro, comincia di dire sto vendendo un piccolo pezzo della mia fetta della torta. Ma guarda, è vero, fino a un po' di anni fa probabilmente c'era questa e forse c'è ancora su qualche, chiamiamola mentalità anziana, però io noto che tanti giovani stanno cominciando a ragionare in modo diverso, anche il fatto di poter girare. Io porto sempre l'esempio, i francesi sono i più bravi forse a saper vendere certi concetti di gruppo, no? Uno va in una zona piuttosto che nell'altra e sente parlare bene del territorio e non sente mai dire il mio vino è più buono dell'altro, no? Per fortuna. Ecco, per fortuna. Ed è quello che dobbiamo fare anche noi. Quindi qui quando parliamo, noi parliamo sempre, almeno io suggerisco sempre ai miei colleghi, parliamo bene del territorio, che se parliamo bene del Friuli Venezia Giulia va bene anche per l'Aquileia, perché non posso pensare di portare i turisti solo ad Aquileia. Dopo che hanno fatto 20 chilometri si sono stufati, no? Voglio dire, siamo piccolini, però se cominciano a visitare Aquileia, dove un bel po' di giornate le possono passare e c'è tantissimo da vedere. Certo. Enoturistica, cultura, tradizione, c'è tanto da vedere e poi continuano a girare nella nostra regione. Certo. Ma c'è un tipo di calamita, no? Aquileia per turismo, no? Per le persone che vedono che è stato questo centro importantissimo, antica romana, dopo hai la Basilicata che ovviamente è anche un altro punto di interesse, che secondo me Aquileia ha delle caratteristiche importanti quando si parla di turismo. E se posso suggerire, magari anche scontata, ma quando si va a visitare una città, Aquileia, piuttosto che fatelo con le guide, perché si impara a capire cosa si guarda. È vero. Altrimenti non... È vero, è importantissimo. E Aquileia ha talmente tanto da raccontare che solo una guida riesce a farti cogliere tutte le sfumature anche del più piccolo mosaico. Vedi. Io ho un'amica che è una guida turistica, allora sì, lei sarà molto molto contento di sentire questo. Allora... Adesso stiamo formando le guide a parlare anche di vino. Dai. No, è una battuta, però non sarebbe una cattiva idea. Ma Raffaella, che è la mia amica, faccio la formazione volentieri, spesso ci beviamo qualcosa insieme io e Raffaella, allora se hai bisogno di aiuto sono contento di aiutarti con Raffaella. Voglio un po' girare la mia attenzione verso Antonio, perché l'abbiamo parlato un po' di storia, di organizzazione, di produzione, però io voglio un po' capire il perché, no? Perché stiamo parlando di una zona piccola, stiamo parlando di una zona particolare, storica, però tu sei la persona che puoi dirmi perché fa vini così buoni ad Aquileia. Allora parliamo un po' del territorio, di suolo, di terroir, con tutta questa cosa. Ma Aquileia arriva proprio al mare o no? Come territorio? Dove si ferma verso la costiera? Arriva fino alla laguna. Ok, la laguna. Ok. E si va fino a Palmanova, che non sapevo che andava sopra Palmanova. E questo non sapevo neanche. Questo è stato Tra l'altro Aquileia... all'interno del nostro territorio ci sono 2 città dell'UNESCO come Aquileia e Palmanova. Esatto. Ci sono 2 tra i borghi più belli d'Italia come Strassoldo e Clauiano. Esatto. Ci sono poi altri paesi che hanno le loro caratteristiche e che spiccano per altre cose a livello di cultura, piuttosto che, no, mi viene da pensare al coro di Ruda, che è una cosa, piuttosto che Aiello per tutte le meridiane, esatto, per cui è famosa, no?
da scoprire, e ci sono dei bellissimi percorsi ciclabili anche che noi come consorzio all'interno un po' delle nostre attività, ma c'è promuoviamo. Il percorso che arriva da Austria, mi pare che arriva. Oltretutto c'è l'Alpe Adria, che è la ciclabile che da Grado arriva fino a Salisburgo. Salisburgo? Sì. Cavolo, E ho pensato Alpe era Adria. solo oltre i confini, ma fino a Salisburgo, bello. Io comincio a Salisburgo perché mi sembra un po' più in discesa. Allora Antonio, parliamo un po' della zona, della bellezza della zona vitivinicola di Aquileia. Abbiamo parlato un po' del suolo prima di registrare, parliamo un po' di quello. Tu sei in una posizione anche importante di parlare di Aquileia in confronto di altre zone, perché fai consulente non solo per Aquileia, ma anche per Unidoc, che parla di tantissime diverse zone di Friuli. Allora, parliamo di quanto bello è Aquileia e perché. Beh, allora Wayne, prima di tutto grazie per avermi invitato qua. No, grazie Francesco che ha detto che non possiamo fare senza di te. Grazie. Ma soprattutto è stato bello perché ascoltare Francesco, che è un produttore che eravamo noi assieme, e ci metteva passione fin da ragazzi, mi ricordo, aveva questa passione innata per il vino. E superiori anche. È vero, anche superiore abbiamo fatto. Quindi siete andati a scuola insieme? Sia superiore che università, sì. Wow. Tu hai fatto enologia, allora. vero? Esatto, e io ho fatto scienze agrarie, quindi ci conosciamo da parecchi anni e quindi in lui non ho mai visto perdere questa grande passione per il vino e questo è un valore aggiunto che proprio è questo che fa la differenza nel mondo del vino. E poi è sempre bello ascoltare anche Roberto, perché Roberto porta un gruppo importante, una conoscenza importante, è un ragazzo giovane, ok? Grazie del ragazzo. È un ragazzo giovane, grazie del giovane. È un enologo dalle grandi esperienze e che è sempre un piacere sentirlo, ma soprattutto c'è sempre qualcosa da imparare da ognuno di voi due, quindi grazie per essere qua, grazie a te Wayne perché hai veramente una grande passione per il vino. Io assolutamente sì. Esatto, io ti ho conosciuto oggi perché mia moglie dice che sono un orco e un vichingo, io è già tanto che ho un cellulare. È già tanto se un cellulare che lo utilizzo perché il computer, difatti per uno dei miei ragazzi in ufficio chi mi dà una mano, se no io sarei morto. Mia moglie dice sono orco e un vichingo e io oggi ti ho conosciuto e veramente complimenti per la passione. Grazie. Sinceramente. Ma sì. Aspetta una, la tua moglie ha parlato di me? No, non di me, capito. dicendo che io sono un orco e un vichingo. Io Okay, purtroppo okay. ti ho conosciuto oggi perché purtroppo io non sono un uomo informatico che segue molte cose, quindi sto meglio in mezzo alle vigne. Antonio, sei fortunato perché il momento quando si diventa proprio imbranato del cellulare, del social, che fa parte del mio lavoro e che mi piace, però è una cosa costante. Una cosa costante. Allora forse hai ragione tu, Non rimane esatto. Bravo. Sto bene in mezzo alle vigne, agli insetti, agli ungulati, cioè i cinghiali. Noi stiamo bene lì, ecco. Esatto. Bene, detto insomma questo piccolo preambolo insomma di ringraziamenti dovuti prima di parlare dell'Aquileia a me piacerebbe, come dire, non vorrei fare il filosofo, ma però farlo. Cioè io vorrei proprio scriverlo a caratteri cubitali che il Friuli è veramente una grandissima perla della viticoltura. Mm-hmm. È una perla nel mondo proprio perché ha delle caratteristiche più uniche che rare. E le sue caratteristiche sono convinto, non penso, ma sono convinto, vengono dati da due elementi principali. Il primo è l'aspetto pedologico, le nature dei suoli, dal Coglio orientali al bellissimo territorio dell'Aquileiese, con le sue sfaccettature che adesso Francesco le ha raccontate benissimo, e alle caratteristiche climatiche, no? Quindi le caratteristiche dei venti, nord, che dopo insomma, due piccoli accorgimenti anche li dirò, ma la grande differenza la fa la passione dei viticoltori. Cioè, prima di tutto, perché il viticoltore, allora, una volta si parlava di agricoltori, poi ci fu questo momento che io l'ho odiato, in cui si parlava di
imprenditori, uno farà anche, come dire, gli agricoltori, quindi questo mix, no? Perché ad oggi ci sono anche tutto il mondo burocratico. Ma l'agricoltore, detto proprio fra di noi, è colui che interpreta la natura e racchiude un qualcosa di artistico in una bottiglia che costantemente viva e ci fornisce sensazioni organolettiche nel tempo, che ci porta indietro anche negli anni. Quindi lì c'è passione. Quindi questo binomio, caratteristiche pedoclimatiche, questa enorme passione dei nostri agricoltori, ci fanno bere questi grandi vini che oggi degustiamo in Friuli. Ok. Sei d'accordo? Sono d'accordissimo. E poi cosa dire dell'agricoltura? L'agricoltura è un'espressione, no? Noi purtroppo siamo abituati a vedere l'agricoltura come unidirezionale, no? C'è un'agricoltura che fornisce un unico servizio all'uomo, no? Ok. E oggi la nuova sfida, ma non tanto la mia sfida, perché io ho quasi 47, ormai ho 47 anni, spero già i ragazzi anche più giovani che affrontano tutto questo mondo dell'ambiente, no? Cioè la nostra vera sfida sarà quella di creare un'agricoltura che sia a servizio dell'uomo, ma a servizio anche dell'ecosistema. Certo. La viticoltura questo ad oggi lo fa. E l'espressione di questo qual è? Il vino. Un grande vino deriva sempre solo da grandi uve. Queste grandi uve devono essere coltivate con professionalità, con dedizione, con cura, con interpretazione. Ma penso che la cosa più importante sia che nel momento in cui noi conosciamo i nostri territori, come lo conosce Francesco, come lo conoscono le altre zone del territorio friulano, nel momento in cui una pianta diventa una parte integrante di quel territorio, allora sì, lei diventa quel territorio. Diventando quel territorio, produrrà uve che saranno l'espressione di quel territorio e il vino sarà quel territorio. Ok. E detto questo, l'Aquileia, grazie a questi produttori, è un territorio che è baciato da dei venti estivi, chiamati venti di le termiche, che permettono queste temperature miti delle serre, questi terreni profondi. La termica, sì, scusami. Esatto, no, perché volevo un po' approfondire di questa idea della termica, perché non sono completamente chiaro di quello che stai parlando. Sì. Ho un'idea, ma voglio sentire più di te esattamente cosa vuol dire di questa termica. La termica è un vento che viene da sud, di solito si forma durante l'estate, perché il nostro mare Adriatico è una sorta di canale quasi, no? Il quale con le temperature e soprattutto la vicinanza del nord, perché noi abbiamo il nord proprio alle nostre porte. Infatti volendo noi potremmo sciare sul Canin alle 9-10 del mattino e a mezzogiorno essere a fare il bagno in estate. Esatto. Ok? Questa è la grande fortuna del Friuli Venezia Giulia, quello appunto che te ne parlavo prima, Wayne. Allora questo vento di termica, questi venti il nostro mare, il nostro Adriatico, avendo questa forma particolare, porta questi venti, questo sbalzo termico, crea questo vento, che è un vento costante. Questo vento costante, le sere, abbassa la temperatura. Okay. Abbassando la temperatura, fornisce le determinate caratteristiche alle nostre uve. Queste caratteristiche collegate a cosa? Associate. Questa è una tecnologia più corretta. Associate a dei terreni che passano da dei argilloso, sabbioso, dei medio impasti, quindi parliamo di terreni tendenzialmente ricchi, tendenzialmente profondi, permettono alle nostre piante di avere delle vigorie sulle quali noi possiamo gestirle come crediamo. Queste vigorie, conseguentemente, ci permettono poi di avere determinate produzioni con delle uve con determinate caratteristiche. Associate a queste caratteristiche date dalla vicinanza del mare, otteniamo poi queste espressioni, perché parliamo di espressioni territoriali. Certo. Che si possono diversificare rispetto ad altri ambienti del Friuli Venezia Giulia che sono baciati da altri venti, tipo i venti di Bora, i venti di Nord-Est. I venti di Bora, per carità di Dio, arrivano anche in mare, cioè non è che non arrivano, assolutamente. Però altri territori magari sono più soggetti
ai venti di Bora, ai venti, insomma, altri venti di tramontana, che sono venti da nord tendenzialmente. Poi abbiamo le ponche delle parti invece collinari, le zone carsiche, Esatto. con caratteristiche dei vini completamente diverse, caratteristiche diverse, perché le stesse piante poi, grazie a questi agricoltori che ci dedicano passione, amore a quello che fanno, riescono ad interpretare la natura e a far diventare quelle piante delle vere e proprie espressioni di quel territorio. Ok. E allora, se ho capito bene, abbiamo parlato anche prima, che ci sono dei diversi tipi di suolo anche nella zona di Aquileia, piccola così com'è, hai detto 20 km per 10, più o meno. Sì. Indicativamente. Ok. E allora però mi ha detto dal nord verso il sud si cambia un pochino la composizione del suolo. Sì. Più o meno argilla, più o meno roccia. Sì, allora diciamo che la zona della riviera dell'Aquileiese, certo, più ci avviciniamo alle zone litorali, che le zone del mare, abbiamo una maggiore affluenza di sabbie, no? Presenza di sabbia, no? Ok. Quindi abbiamo una presenza di argilla e una parziale presenza di limo, di sabbie. Ovviamente queste tipologie di vini hanno determinati calcari, determinati pH, e quindi anche le radici stesse si sviluppano, perché Esatto. voi provate a immaginare una pianta che cos'è? Un frutto, cioè noi vediamo la parte esterna, cioè la parte epigea della pianta, no? Quindi le foglie, i grappoli, i tralci, ma poi sotto c'è tutto un mondo, Ma certo. che è dato dalla radice e da tutta quella biodiversità del suolo, che ad oggi viene chiamato microbioma del suolo. Mm-hmm. All'interno di questi microbioma non è altro che la componente biotica praticamente del suolo, c'è tutti gli organismi, funghi, batteri e via dicendo, insomma, nel suolo, che coesistono per dare le caratteristiche del suolo. E queste caratteristiche nascono anche da cosa? Dalla tipologia di biodiversità vegetale che si sviluppa nel nostro terreno, Ok. in base alla natura del suolo. Ok. È stato provato, adesso scusa questa piccola, come dire, nota tecnica, ma è stato provato da recenti studi che la biodiversità vegetale, ok, non della pianta della vite, ma le diverse piante che si sviluppano nei filari vegetali. Ok. Questa Queste, è cotica erbosa praticamente. cotico erboso, esatto, spontaneo. Le sue radici sono in grado di rilasciare determinate sostanze, le quali sono in grado di selezionare delle comunità specifiche di microrganismi. Quindi la pianta è in grado di creare delle simbiosi con molti altri organismi all'interno del suolo, il quale creano le fertilità dei suoli. Ok. Le fertilità dei suoli poi determinano cosa? Lo sviluppo anche delle nostre piante, perché c'è una coesistenza. Certo. Questo è un ulteriore elemento che determina le caratteristiche dei suoli e dei vini finiti. E allora, per me, tira fuori una curiosità che faccio la domanda, e anche, non so, Francesco, se tu vuoi anche, o Roberto, aggiungere di questa cosa. Allora, questi elementi del suolo, questi elementi soprattutto del suolo, perché stiamo parlando di quello, però potrebbe essere anche di questi venti termici. Prendo per esempio, tu hai detto, qualcuno ha detto Malvasia. No, tu fai un Malvasia, Francesco, giusto? Sì. Ok. Perché la mia mente, che è venuta di una persona che mi ha insegnato che devi parlare di features and benefits, no? Il suolo è un feature. Però che cos'è il benefit? No? Allora, l'effetto sul vino, sul vitigno, sulla pianta, che cos'è? Allora, sto provando di evitare comparazione, però io voglio capire cosa dà questo ambiente di Aquileia, di una pianta di Malvasia, cosa viene da lì che non si può trovare a nessun'altra parte. La parola giusta secondo me è equilibrio. Ok, ecco, questo mi piace. Quella secondo me è la parola giusta. Ok. Nel senso che si riescono ad avere questi vini che non sono comunque sovrastrutturati. Ok. Grazie appunto a questa ricchezza dei terreni, diciamo, non abbiamo vini asciutti. Sono vini comunque che hanno una certa struttura, che anche se raggiungono certe alcolicità, diciamo, Ok. questo alcol non va a asciugare comunque la bocca.
E per questo che secondo me la parola equilibrio. Ma non stiamo è la parola parlando più di una corretta. gradazione di alcol, stiamo parlando proprio di una qualità dell'alcol che ce l'hai nel vino. Ma è un equilibrio che si crea nella bocca, questo Ok. è un equilibrio proprio che viene a crearsi. Ok. Secondo me la parola giusta è equilibrio. Ma senza parlare di comparazione, come hai detto, tornando di queste idee di, ok, possiamo parlare di una zona, però devi parlare anche di un consumatore, una persona che assaggia quel vino, deve capire che cos'è di questi elementi, di questi benefit, di questi, features, che cos'è il benefit, no? Una dei Già la presenza della sabbia di per sé dà sapidità. Ok. Vedi che questo è quello che sto cercando. Perché quando hai parlato di sabbia, perché ovviamente sulla Ponca non si trova sabbia, trova sabbia verso il mare. Ci sono, da equilibrità. Allora sono tre parametri che io solitamente identifico nei vini della DOC Aquileia, che sono presenti nei vini in generale. Però una cosa è sicuramente la pulizia aromatica e l'intensità aromatica. E come diceva prima Antonio, questi venti, queste brezze che si sviluppano durante il giorno, la sera e la notte, questi sbalzi di termici che ci sono soprattutto nelle fasi finali della maturazione dell'uva, che sono presenti un po' in tutta la nostra regione, magari con delle intensità diverse, ma sono presenti e fanno sì che la componente aromatica, che sappiamo si accumula grazie a questi sbalzi termici tra giorno e notte, si accumula maggiormente. A livello regionale sono presenti un po' in tutte le nostre DOC. Nella nostra zona sicuramente è presente proprio perché la vicinanza del mare riesce a dare quei benefici che diceva Antonio. Quindi la pulizia e la tipicità aromatica è sempre molto presente. Ecco. Così come quello che diceva adesso giustamente Francesco, la sapidità. A noi capita spesso di fare delle degustazioni, abbiamo fatto anche delle masterclass in occasione di Calici di Stelle, dove si assaggiavano i vini DOC Aquileia e poi si faceva una masterclass o delle degustazioni con vini di altri territori della nostra regione. Ma ripeto, la sapidità era quella denominatore comune che in tutte le aziende della DOC Aquileia comunque emergeva in modo importante rispetto ad altri territori che sono caratterizzate da altre note, sempre tipiche, caratteristiche date proprio dal territorio. La nostra area ha questa sapidità che ti fa salivare un po', ti fa richiamare il secondo sorso, ha questa bevibilità e questa piacevolezza. Prima Francesco all'inizio proprio parlava, no? Non so, di piacevolezza, di eleganza, no? Dei nostri vini. Ecco, questa è una nota che è tipica del territorio, che molto spesso mi capita di riscontrare quando in azienda facciamo delle degustazioni anche con i nostri agenti piuttosto che i nostri clienti di fuori regione, dove notano questa caratteristica. Terza cosa che secondo me è importante, e questo è presente un po' a livello regionale, una cosa importante sui vini bianchi, è la capacità poi di avere questa mineralità di spalla, no? Che poi è quella che poi permette anche una bella longevità dei nostri vini. Adesso stiamo assaggiando un 2016, non è banale, però se noi l'assaggiamo sentiamo ancora sapidità e mineralità molto ben integrati e equilibrati insieme, danno complessità, però danno tipicità del territorio. Io ti invito a venire ad assaggiare altri vini bianchi di quest'età. 2016 non è poco. Non ho neanche pensato che questo era il 2016. Ecco, però tu senti la freschezza aromatica olfattiva molto ben integrata con la mineralità olfattiva, ma rimane ancora con una bella con un bel fruttato. E in bocca ti ritrovi sapidità molto intensa, che proprio è tipica del nostro territorio. Ecco, perché in altri territori non c'è questa sapidità? Proprio per la composizione del terreno di cui parlava prima Antonio. Hanno altri pregi, hanno altri punti di forza, così come questo è il nostro, gli altri hanno altri punti di forza. Io non entro nei punti di in quello che può essere il Coglio piuttosto che le Grave, piuttosto che l'Isonzo o Ani e la Tisana, ma queste sono le caratteristiche. Il Carso ha note ancora diverse date dalla struttura, assolutamente, che è il loro punto di forza identificativo. I nostri io li racconto sempre in questi 3 punti: intensità aromatica molto netta e distinguibile, sapidità e mineralità. Bello questo.
Bravo Roberto, mi piace un sacco questo trinomio. Esatto, no, parliamo Francesco di questo vino che stiamo, perché voglio parlare di questo perché è molto buono, è molto buono. Allora, stiamo parlando di un Pinot Bianco di 2016. 2016. Incredibile la freschezza qua, parliamo di questo. Diciamo che la storia del Pinot Bianco nella mia famiglia, ma anche a Aquileia, è una storia importante. Fatto sta che nella maggior parte delle cantine di Aquileia, non solo del comune di Aquileia ma anche fuori, troverai almeno una referenza con il Pinot Bianco. E questa non è una cosa da poco, secondo me. Sì. Nel senso che è una varietà che ha una vocazione molto importante nel nostro territorio. Ricordiamo che la vocazione è in termini di 10, 15, 20 annate, è comunque sempre quello standard qualitativo. Ok. Almeno nella nostra azienda il Pinot Bianco, ma anche nella maggior parte delle aziende di Aquileia, riesce a garantire questo standard, insomma, qualitativo. E niente, questo Pinot Bianco qua rappresenta, per me è un vino molto importante, insomma, il primo vigneto che è stato piantato da mio nonno, e l'abbiamo sempre prodotto, e si chiama Puc Mabon non a caso, ok? Si chiama Pinot Bianco Puc Mabon non a caso. Allora, quando mio nonno mi ha lasciato, prima che ci lasciasse, avevo fatto questa foto circa 2 anni prima e avevo già l'idea di creare un'etichetta di questo tipo qua, però non sapevo bene il nome. Per me il nome nei vini è una cosa, ogni vino deve avere un nome e deve essere un nome non banale, molto importante. E mi ricordo un giorno che eravamo a tavola e proprio parlando del Pinot Bianco lui diceva fa spoke ma bon, fa spoke ma bon, fa spoke ma bon. Traducilo però, perché esatto, in italiano ci vuol dire? Fa poco ma buono, ma ha un bel suono, hai capito? È una Sì. cosa che te lo ricordi, no? Certo. E allora da lì è nata la storia del Pinot Bianco Puc Mabon di Tarlao, diciamo. È un vino che adesso produciamo circa 8.000 bottiglie, per noi sulle 36.000, quindi un numero importante. E man mano, insomma, sì, un vino che fa 100%, circa un 15% di legno anche in questo caso, e poi fa finalmente un acciaio. E questo Pinot Bianco per te è un vitigno importante? Un vino che mi ha fatto innamorare mio papà, diciamo. Mio papà è uno dei suoi vini, è il vino che lui piace di più e pian piano mi sono innamorato anch'io. È un vino che esprime l'eleganza e a me piace molto. È un vino che anche sta ritornando a guadagnare, diciamo, appeal, secondo me. Si sta riniziando a parlare molto di Pinot Bianco. Infatti, ma è una pianta che produce bene, è abbastanza facile da gestire, o è un pianta che è un pochino difficile da gestire per creare qualità? Facile non è niente. Ok, niente facile. Dipende cosa vuoi ottenere alla fine. Ok. Noi si lavora in differenti maniere, in alcuni casi facciamo delle defogliature più o meno spinte, in alcuni casi no. Abbiamo una parte che è cordone speronato, una parte che è Guyot, una parte che è Guyot doppio. Sì. Allora non c'è una formula, ovviamente hai tanti diversi approcci. Adesso ormai sono anche più lotti di questo vigneto, sono differenti età, ogni forma di allevamento, ogni maniera che noi lavoriamo è per raggiungere un certo scopo. Vengono raccolti in epoche diverse e lavorati in maniera diversa poi in cantina per raggiungere, quindi c'è. Allora una tecnica, un approccio fa più acidità, un altro approccio fa più. Allora, e si sente qua perché è un vino molto completo e molto, come hai detto te, equilibrato. Molto equilibrato. Vuoi aggiungere qualcosa su Pinot Bianco come vitigno, Antonio? Beh, dopo aver bevuto questo Pinot Bianco avrei poco da aggiungere, che è un grande Pinot Bianco. No, grandissimo Pinot Bianco. Sì, indiscutibile. Però ecco, qui voglio lanciare un'altra freccia a favore di Francesco, ma comunque di tutti i produttori, soprattutto in questo caso dell'Aquileiese, visto che parliamo di un Pinot Bianco dell'Aquileiese, che il Pinot Bianco non è un vitigno facile, perché è un grappolo molto compatto, piccolino, non è quello che sto cercando. Non è molto produttivo e anche tendenzialmente precoce, anche nonostante, però non dimentichiamo che l'Aquileia, nonostante la vicinanza al mare come territorio, è un territorio dai terreni molto freddi, quindi tende a germogliare più tardi rispetto ad altre zone delle. Ok. Sì. Precoce come raccolta, però no, tardi. Non è precoce come raccolta, perché dopo la fine recupera un po', sì, ma rimane sempre una zona di solito tendenzialmente più tardiva rispetto ad altre zone. Questo è un elemento comunque che su molte bacche, su molti vitigni è un elemento di notevole
qualità. Ok. Perché, vabbè, adesso un altro elemento per le persone appunto che ti seguono è che la vendemmia è un momento tanto difficile, perché innanzitutto non posso dire parolacce, quindi non posso dire parolacce, ma Si può dire parolacce. ti caghi sotto alle volte, anche detto volgarmente. Esatto. Perché rischi di buttare via un anno di lavoro. Ma certo. Perché, per esempio, per cambiare vitigno, il friulano cambia in 12 ore. Arriva al suo punto di viraggio in 12-24 ore. Quindi tu rischi in un giorno di mandare tutto a remengo. Il Pinot Bianco è un vitigno, sì, che non è molto produttivo, un grappolo compatto, che se non lo sai gestire al meglio, non riesci ad ottenere dei vini neanche mediocri. Rischi alle volte di non fare proprio dei grandi vini. Quindi chi riesce a fare un grande Pinot Bianco vuol dire che ci ha lavorato molto dietro, soprattutto con grandissima professionalità. Devi conoscere bene il vitigno. Non è, non è una cosa per principianti. No. Ma nemmeno il friulano. Diciamo che la viticoltura, perdona poco, ecco, mettiamola così. Sì. E il territorio così, un'altra caratteristica sempre legata a questa tardività nella sua vendemmia. Questo cosa comporta? Comporta ad avere la necessità di arrivare in vendemmia con uve molto sane. Questo diventa una vera e propria necessità. Nel territorio dell'Aquileiese le uve sane si raggiungono anche grazie a cosa? Soprattutto, e questo lo scoprirono i romani. Questi venti, queste caratteristiche pedoclimatiche, anche le piovosità, rispetto ad altri territori più collinari, piove molto meno nell'Aquileiese. Ah sì? Sì. Piove meno? Piove di meno, sì. Ah, ok. Quindi questa piovosità inferiore, questi venti termici permettono sì di ottenere delle uve mature nonostante la loro longevità nell'epoca di posticipazione della vendemmia. E questo permette di ottenere proprio queste caratteristiche che stiamo assaggiando adesso. Ma questa idea perché arriva in mente e allora sta lavorando il mio cervello. Zona che meno acqua, meno piove di meno. Piove sì. di meno, ok. Io adesso non ricordo, ma già quest'anno ha piovuto un 300 mm in meno, 280. Guarda, attenzione di meno. Ha piovuto tanto quest'anno. Sì. Stiamo parlando invece di tanto, sono tanto. Sì. No, ma allora, piove meno. Sabbia, che ovviamente è un terreno che ha tanto drenaggio, non tiene tantissima Però acqua. abbiamo anche le falde, abbiamo anche la fortuna di avere cosa? Delle falde, per esempio, ecco, due caratteristiche, che non è un aspetto qualitativo superiore o inferiore. La ponca, che è Barne Arenari, no? Sono come dire la casa madre del terreno, del Coglio, Colle Orientali. Abbiamo due ponche diverse tra Colle Orientali e Coglio, però parliamo di una più o meno medesima, di una ponca. Ok. La ponca funge da spugna. Ok. E quindi nei momenti siccitosi, perché noi nel mese di luglio tendenzialmente tende a piovere di meno di solito, no? E la spugna della ponca rilascia gradualmente quell'acqua, quindi permette alle piante di non soffrire. Ecco perché il Friuli siamo grandi nel mondo, perché usciamo con molti vini dai cogli alle zone dell'Aquileiese. Le Cogliese invece da cosa è dato? Da delle falde e le argille, che sono delle spugne. Perché ricordiamo che oltre alla sabbia abbiamo anche l'argilla. Ok, c'è tutti e due. Quello trattiene, no? Insieme con la sabbia. Esatto. Sì. Ok, allora è un misto. Allora, sì, come... Sì, no, attenzione, non confondiamoci con la sabbia e uno può pensare che abbiamo i vigneti sulla spiaggia. Esatto. Assolutamente non è così. No, I terreni sono, diciamo che sono... C'è una parziale componente sabbiosa su una struttura argillosa. Questo potrebbe essere un grande vantaggio, anche se hai tanto... Ci spostiamo dall'argilla, sabbia, limo della parte più verso il mare all'argilla ghiaia con più o meno scheletro, più saliamo, no? Ecco, quindi queste sono le caratteristiche, però con la componente argillosa è sempre presente, con diverse poi altre componenti che diversificano un po' la parte a nord rispetto a quella a sud. Però tornando al discorso di prima, sì è vero, piove meno di altre aree del territorio, però non vuol dire che è meno ricca d'acqua, anzi forse l'Aquileiese è una delle zone che ha più ricchezza d'acqua di Risorgiva.
risorgiva. Tant'è vero che normalmente nelle annate più secche, più asciutte, io ricordo il 2003, che è stata un'annata asciuttissima e caldissima, e non avevamo problematiche nel territorio, non c'erano problematiche della classica foglie basali che ingialliscono per mancanza d'acqua, ma siamo andati a fare degli scavi in alcune aree della nostra azienda, dove sappiamo anche che c'era abbastanza scheletro, e a 90 centimetri, 1 metro di profondità si trova già l'umidità. Quindi normalmente in tutto nel territorio un impianto che ha una certa età, quindi dopo il quarto o quinto anno di vita, che ha affondato la parte radicale, difficilmente va in stress idrico. Sicuramente risente, e Antonio magari è più esperto di me, può spiegare il motivo, risente della mancanza di piovosità, perché la pianta magari reagisce in modo diverso e non ingrossa l'acino come dovrebbe se non piove al momento giusto. Però lo stress idrico è veramente, veramente difficile trovarlo in un vigneto del nostro territorio, proprio grazie a queste risorgive. Sì, l'acqua di falda, no? L'acqua viene da sotto, è sempre sul sotto, è sempre a quella profondità. Ce l'avremmo a 2 metri, le falde sanno un paio di metri, un po' di metri. No, guarda, abbiamo scavato a 1 metro, Poi dipende un po' la falda. Poi dipende dalle zone. Stiamo parlando di umidità, non stiamo parlando di perché acqua. Tu pensa che il fiume Ausa, che da Cervignano al mare è navigabile, nasce 7-8 chilometri più a nord di Cervignano. Sì, è vero. E dobbiamo pensare che quello nasce e raccoglie solo acque di risorgiva del territorio di Strassoldo, di Muscoli, di alture di Ruda. Questo non sapevo. Poi il nord di Cervignano. Quando arriva a Cervignano è navigabile addirittura da post Cervignano, dopo l'ultimo ponte, dalle barche a vela fino al mare. E quella è tutta acqua di risorgiva. Tutta acqua di risorgiva. Tant'è vero che anche nel territorio ci sono diversi allevamenti di trote. Altro punto di qualità, di forza degli allevamenti di trote, ce ne sono credo 4 solo a nord di Cervignano. Nord di Cervignano. Bagnari Arsa, Muscoli, Alture. No? Questo non sapevo neanche. È interessantissimo, perché se c'è un allevamento di trote vuol dire che l'acqua è sempre fresca, è sempre pura. Sai, Wayne, un'altra cosa. Per creare anche delle viti solide, no? Hanno bisogno di radici anche molto profonde, e ramificate, e le quali proprio si instaurano nel terreno, no? E avendo questi terreni, le aquilesi, tendenzialmente profondi, no? Quindi che lasciano le radici andare a scendere proprio, ad esplorare proprio degli strati proprio sotto, e lì vanno a trovare quell'umidità che riescono a supportare anche i periodi più siccitosi. Difatti nel territorio, ecco, un'altra caratteristica del territorio aquilese è questa omogeneità di sviluppo vegetativo. Abbiamo vigneti con uno sviluppo vegetativo molto omogeneo. Questo determina poi anche delle caratteristiche costanti negli anni anche dei vini, supportate poi da queste radici profonde, da questa disponibilità d'acqua e questa cresta omogenea della vegetazione, con queste limitate infezioni di malattie dovute alle piovosità, essendo tendenzialmente parzialmente inferiori rispetto ad altre zone. Ecco perché anche i romani, anche perché piantarono anche i vigneti in zone tipo l'Aquileiese. Ma perché? Perché in queste zone le piante sono tendenzialmente meno soggette a determinate patologie. Se difatti dobbiamo confrontare la pressione peronosporica e di alcune patologie delle zone appunto aquileiese e di altre zone, possiamo ritrovare delle diversità. Ecco. È una zona che è più facile di fare, non lo so, biologico, biodinamico. Questo vantaggio ti dà un'opportunità anche di forse andare più avanti più facilmente con questo tipo di allevamento? Io adesso, guarda, nell'aquileiese ho conosciuto, adesso di recente, insomma sono 4 anni che lavoro con 2 aziende, di cui una adesso diventerà biologica, 2 diventeranno, una è diventata adesso, lo scorso anno ha passato il ciclo, insomma, e un'altra invece diventerà, la certificazione avrà con la produzione di quest'anno 2020-2023. E allora, grosse differenze nel biologico non ne sto trovando nelle vari territori, però sicuramente è
l'esposizione dei filari, la facilità comunque di intervento, la facilità d'operato e la grande passione che gli agricoltori, soprattutto biologici, ci stanno mettendo in Friuli, il Friuli denota sicuramente anche una vocazione nel mondo del biologico, nonostante sia un territorio che in alcuni momenti può essere difficile. Però diciamo che la professionalità degli agricoltori e la tenacia, insomma, di noi friulani ci fa ottenere comunque dei prodotti notevoli anche nel mondo del biologico. Sì. Allora, io voglio fare l'ultima domanda a tutti voi tre, no? Che dovete fare adesso una cosa a me, personalmente, a Wayne Young, e dire cosa sono le cose che Wayne Young deve ricordare sempre dell'Aquileia, no? Che io devo sempre tenere in mente quando io parlo di questa zona. Allora, un elemento a testa e dopo vi lascio andare a cena. Cominciamo con Francesco. Io l'ho detto prima, insomma, sea, soil, terroir. Ok, sea, soil, terroir. Devo ricordare sempre quello. Roberto? L'amore per il territorio e per il suo vino. L'amore per il territorio e sul vino. Ok, devo ricordare anche questo. E Antonio? Che quando ci mettiamo passione in quello che facciamo diventare le nostre piante un'espressione del territorio. E allora liberiamo grandi vini. Questo è molto importante, secondo me. Bene. Però, vai. Una domanda. Vai Che cosa, ma veramente in maniera proprio sintetica, che cosa ti sei portato a casa da questa nostra serata dell'Aquileia, del Friuli, degli agricoltori? Come riassumeresti questa serata? Allora, io ho imparato una lezione. Ho imparato una lezione che... Quindi ti devo presentare fattura? Esatto. No, in bottiglie di vino, in grandi bottiglie di vino. Io ho sulla cosa, sì, un pochino più di un'ora. No? Un'ora di lavoro ti pagherò volentieri. No, in bottiglie, in grandi bicchieri di vino però. Ah, ok. Però li offro io. Va benissimo. Ok. No, ma ho imparato quello che volevo imparare da stasera e volevo sentire stasera con voi che c'è, non si può scontare Aquileia, che deve pensare di Aquileia esattamente nei stessi modi che si parla di qualsiasi altra zona del Friuli Venezia Giulia. That's the way to say it, right? Is that the way to say it? Yeah. Ok. E allora sì, il mio obiettivo stasera era di sentire da 3 persone di una zona particolare e quanto è importante è questo posto. E questa è la cosa che ho imparato stasera, è quello che io lo porto a casa stasera e spero di sempre essere un fan, un tifoso? Yeah. Sì, di Aquileia e anche tutto Friuli, però stasera sono ancora più entusiasta per Aquileia e i suoi vini. Non solo perché i vini sono grandi, perché voi 3 siete veramente dei grandi. E mi piace tantissimo che avete preso il tempo di venire qua a educarmi sulla zona di Aquileia. No, grazie a te. Guarda. È stato bellissimo, grazie. Sai, abbiamo sulle spalle un'eredità di poco, non da poco, che sono 2000 anni di storia. Esatto. E quello che è un po' il motto che c'è adesso assieme al nostro logo è Taste the History. Taste the History. È stato Francesco che un giorno l'ha buttata lì ed è diventato la frase simbolo della DOC Aquileia. Bellissimo questa idea che sei in un posto dove per 2000 anni è stato prodotto vino. Ed è la missione che abbiamo noi del territorio, noi aziende del territorio. Ma secondo me ci sarà sempre più crescita, più importanza, più attenzione su Aquileia. Avete tutto, avete storia, avete qualità, avete equilibrio, produttori che hanno messo il cuore, non solo te Francesca, ma tutti i produttori, mi sembra che. E allora grazie a tutti voi per passare un po' di tempo con me.
Grazie a te per averci invitato. No, veramente, è stato un grandissimo piacere. Grazie Roberto. Grazie Wayne. È stato un piacere. Grazie Antonio. Se non c'è altro, vi lascio andare a cena. Sounds good. Grazie. Ciao. Grazie, ciao.